Quindi si parla di crisi finanziaria, ma questa crisi è finanziaria soltanto o è anche una crisi proprio reale, di economia reale? Quanto devo parlare Come che vuoi? in termini di lingua, però Parla comunque in teatro lingua. Io non so parlare Parla. la crisi è sicuramente economica, cioè il settore mio, il settore dell'edilizia, basta vedere quante gru che lei in giro, non viene gru, non c'è lavoro, insomma, quindi sarà sicuramente originata da una crisi finanziaria, no? Da una bolla finanziaria, ma il problema è reale, insomma, le auto le è impicchiata come vendite. Adesso l'edilizia è già da 2 anni che soffre, adesso è arrivata alle battute finali e quindi è preoccupante, insomma, il futuro che ci aspetta è molto preoccupante, soprattutto per noi che siamo agganciati al peso morto Italia, no? Quindi è terrificante pensare a cosa può aspettarne. Io dico una cosa, i mercati mi dà fiducia all'Italia, mi sottoscrivi i bot, no? Allora mi fai come fossi i miei clienti, come Hotlar, no? Se io ho un grande cliente, ho pochi grandi clienti, fra questi uno in particolare che è in difficoltà di pagarmi, quindi mi sono creditore di uno che è in stato fallimentare, sono molto preoccupato. La prima roba che fai è no, che do più la merce, taglio i costi. Se invece ho dei piccoli clienti che suddivido il rischio, sono più contento come fornitore, no? Se fra questi piccoli clienti, tra l'altro, viene uno ben attrezzato, organizzato, che paga puntuale, sono molto più contento di dare fiducia a un piccolo cliente che a un grande cliente insolvente. Cioè voglio dire che i mercati domani mattina, nel caso in cui il Veneto dovesse diventare indipendente, darebbero molta più fiducia a un piccolo Veneto sano, strutturato industrialmente forte dal punto di vista industriale e solvente, che a un grande paese insolvente. Quindi daremmo molta più fiducia come sistema industriale veneto, come entità veneta che come Italia. Quindi stiamo attenti di non pagare noi la crisi dell'Italia, che non è la nostra crisi. Ma, ma tu vedi una soluzione, una qualcosa di, cioè, Ah sì, beh, l'unica soluzione che vedo come imprenditore è quella di staccare questo peso morto che abbiamo, che grava sui nostri costi, sui salari, sui stipendi, no? Quindi il costo Italia è pesantissimo, non ne permette di essere competitivi con i paesi, non soltanto con i paesi tipo India o Cina o paesi agguerriti dal punto di vista manifatturiero, ma anche con paesi come la Francia. Siamo più cari della Francia, siamo più cari dell'Austria, cioè, non abbiamo la possibilità di far tanto i signori con questi costi, no? Un paese che costa troppo, troppo, e quindi l'unica soluzione per uscire dalla crisi per noi veneti almeno, visto che viene anche un percorso legislativo che lo consentirebbe, sarebbe quello di avere un'indipendenza dal sistema Italia. I veneti destinano il 90% delle tasse a Roma, gli alto altoatesini ne destinano il 10%, la Sicilia lo 0%. Quindi noi trattenendo un altro 80% e dando anche noi a Roma invece che il 90% il 10%, abbiamo un fiume di denaro da ripartire fra un abbattimento del costo lavoro netto subito e il 30% e un aumento dei salari anche, rimanendo sempre con un costo lavoro inferiore. quindi sì, tu parli proprio di costo del lavoro, costo della vita, di tutto, cioè cos'è il debito pubblico che, o il costo del lavoro? No, sono gli apparati in gran parte parassitari dello Stato che adesso si fa anche una patrimoniale, anche se recuperano, non so, 100.000 miliardi, non so quanti che si parla ormai di evasione. Così, li recuperano bene, li mettono dentro in un bidone che perde acqua da tutte le parti, in un sacco che è pieno di buchi, domani mattina se ne non va a capo, non risolvono niente se non vanno alle origini. E andare alle origini vuol dire una guerra civile, insomma, vuol dire licenziare, diminuire il 50% di stipendi, cioè una cosa che è insopportabile per chi come noi ha già pagato sto Stato 10 volte. Sì. Diciamo che anche in questi mesi ogni tanto si sentono nei telegiornali, ha un po' di la ripresa, questo mese abbiamo fatto più, abbiamo venduto più macchine, così, cioè sono segnali oppure sono...
Ma può darsi che sia anche vero, non lo so, il fatto che la gente compra beni di consumo invece che beni durevoli, in qualche maniera più durevoli, può essere anche segnale che effettivamente che nella crisi, no? Cioè nel momento in cui dice non ho i soldi per realizzare un bene durevole, ne impiego qualcuno per cose di... perché anche le vendite dell'auto bisogna vedere che tipo di auto si vendono. Sì, vendiamo tutti utilitari, vendiamo tutti SUV, non lo so, bisogna vedere anche questo, quindi può darsi che sia anche vero che qualche settore va ancora a gonfie vele, ma di fondo è una moria di aziende continuamente, c'è una moria continua e sembra che il sistema burocratico italiano sia cieco perché continua con controlli assillanti sia dal punto di vista fiscale, tributario, normativo, continua, si continua a pestare un'area del paese dove si lavora ancora, si cerca di stare in piedi, invece continuano a malmenarci col bastone invece che dare risposte politiche, no? Invece che insomma lasciarci almeno lavorare. Sì, mi sembra che appunto il governo, adesso indipendentemente che sia di destra o di sinistra, non è che abbia dato delle grandissime risposte, no? In questo Ma periodo. nessun governo può dare risposte a chi mantiene in vita il paese, perché è lì la gallina che continua comunque a deporre qualche uovo, per cui bisogna ancora costringerla a fare magari ovetti piccoli, ma è l'unica capacità che questo paese di stare in piedi è spremere chi lavora. Quindi continuerà così fin tanto che venirà un default totale, insomma, perché l'alternativa non è che siamo lontani adesso da questo, Quindi me pare di capire che la tua visione del futuro sia negativa. purtroppo mi vedo il presente che è negativo. Certo che tiene sempre opportunità perché il mondo non si ferma, no? Ma ne vedo opportunità più che altro per gente che ha capacità anche di passare sopra un po' i diritti degli altri, insomma, no? Non so se ho l'idea, cioè diventa un mondo veramente difficile in cui navigare e bisogna anche dare qualche sgomitata, anche qualcosa in più, insomma, per stare a galla adesso. Questo intendo. Cioè non è più tempi normali, per cui in realtà viene avanti un scenario che nessuno conosce, né da Obama a chiunque sa esattamente, o forse non qualcuno lo saprà, ma insomma possiamo contarli qua sulle dita di due mani, forse, ma nessuno sa qual è il scenario che viene avanti nei prossimi mesi, non dico anni, ma nei prossimi mesi. È qualcosa che ne trova completamente impreparati, è qualcosa di nuovo completamente per noi, insomma. Per cui, perché Guinea aree del paese che sta andando a 1000 e Guinea aree del mondo che sta tirando moltissimo, e Guinea aree come l'Europa, gli Stati Uniti, che invece è in profonda disperazione. Diciamo che purtroppo gli ha convinto la gente che questa crisi è colpa di Berlusconi, no? Quindi la grande maggioranza delle persone con cui mi parlo e dice, beh, basta cambiare il governo, i governanti e mettere altre figure che i problemi risolti, ma non è così assolutamente, cioè mettendo chiunque altro al posto di Berlusconi i problemi resta, forse può anche aggravarsi, comunque resta questi problemi di fondo, perché è la struttura Italia che non funziona. Quindi l'unica strada per poter, almeno da parte nostra, avere la possibilità veramente di restare a galla è abbandonare uno Stato che serve soltanto a impoverirci, ma veramente a renderci più poveri di tutto, più poveri anche di entusiasmo, più poveri di voglia di fare. Ho tanti amici che continuano a chiudere l'azienda, e cosa chi fa dopo? Ma chiude intanto, perché mantenere aperte le aziende oggi vuol dire prosciugare e andare verso un futuro di fallimento, insomma, no? Quindi di mangiarsi fuori tutto, come diciamo noi da queste parti, insomma. Quindi il tuo è un invito, si salvi chi può. No, almeno un invito a darsi da fare perché ci sia una massa forte nel Veneto, una massa forte di persone che capisca che l'unica alternativa è ottenere la propria indipendenza. Assolutamente, non ne ha altre vie. Le 15 anni che predichiamo questo, che insomma in qualche maniera mi sono battuto anche per questo, e tutte le altre le scorciatoie che portano verso un baratro.
Perché? Perché il sistema Italia che pesa, il sistema Italia che drena risorse, il sistema Italia che mantiene clientele, e parassiti e privilegi e caste di tutti i tipi e mafie. Quindi l'unica possibilità è tagliare questo. Altrimenti mangiamo fuori le aziende che abbiamo costruito in 40-50 anni. E il rischio più grande è che chiudendo tutte queste aziende che stiamo chiudendo, perdiamo il know-how, cioè perdiamo la capacità tecnologica della gente di far progresso, di mettere tecnologia all'interno dei nostri processi produttivi. Cioè, noi ci sono volute generazioni per arrivare a costruire le aziende che abbiamo, sfruttando l'ingegno, l'esperienza del nostro personale. Adesso, chiudendo le aziende, poi non è che in 3 anni si riparte, poi dopo che vuole 2 generazioni, vuole 50 anni, questi 50 anni i nostri figli fra gli immigranti non viene alternativa. Quindi quello che stiamo consumando adesso è un peccato mortale che non otterrà mai la soluzione, insomma, di fronte a Dio. Quindi mettiamoci una mano sul cuore, sulla coscienza. Se siamo complici di questo peccato mortale, sappiamo coscientemente di aver condannato i nostri figli e nipoti, ma già i nostri figli, a un futuro di miseria e di fame, perché mancheranno le capacità tecniche di ripartire, no? di fare invenzioni, brevetti e tutto quello che è stata la nostra forza.